Gentili telespettatori di Italia Mia, buonasera e ben ritrovati. Secondo appuntamento che vi avevamo promesso mettevamo in scaletta con la lingua napoletana, la cultura napoletana qui a Terra Mia. Una serata che, come già nelle premesse, è particolare perché a fianco a me vedete non la bellissima Mirella D'Ambrosio che questa sera è impegnata a fare altre cose, ma abbiamo un bellissimo e validissimo chitarrista, anzi un posteggiatore chic, Dario Carandente, che ci accompagnerà in questa serata. Alla mia destra invece i due maestri che ci accompagnano in questo viaggio a conoscenza della cultura e della lingua napoletana, Amedeo Colella e Mario Grazio Balzano. Di cosa parleremo questa sera? Ebbene, il libro di riferimento, il nostro verbo, è il manuale di napoletanità che è stato curato da Amedeo Colella. Tanta fortuna ha portato ad Amedeo Colella e naturalmente noi a fine mese di febbraio, siamo a marzo, parliamo di quello che è stato il mese che è andato. Il mese che è andato si chiude con un giro di parole intorno alla fortuna, intorno al mazzo, come dice qualcuno in lingua napoletana. Amedeo già sta ridendo, però Amedeo, perché i napoletani dicono, sempre con decenza parlando, facciamo una premessa perché noi abbiamo una lingua così colorita, così forbita, però quando dobbiamo dare e spiegare certe cose ci rivolgiamo ai parostielli, alle iperbole, alle parabole linguistiche e perché diciamo il napoletano quando sta per dire una cosa che potrebbe risultare, diciamo, offensiva magari agli orecchi di chi ascolta, dice con decenza parlando. Siamo tranquilli, possiamo insomma anche scantonare, chiaramente, lievemente. No, in realtà vi siete mai chiesti perché la fortuna in realtà è localizzata nel lato B della persona, no? Nel sedere, diciamo, del culo, con decenza parlando. In realtà la cosa risale all'inventore della medicina moderna, al primo grande medico, Ippocrate da Cos, questo grande medico, il quale sosteneva, fra le varie cose, che alcuni valori, alcuni sentimenti umani risiedono in alcuni organi. La memoria risiede nel cervello, e ci aveva ingarrato. L'amore risiede nel cuore, dice, pure lì ci ha ingarrato. Tant'è vero quando Insigne segno gol, fa il simbolo del cuore con sua moglie. Non solo Insigne. Immagina se Ippocrate avesse localizzato l'amore in un altro posto, chissà magari che segno doveva fare. Ma lasciamo perdere. Il coraggio nel fegato, ci vuole fegato, no? Ha avuto un fegato tanto. E la fortuna, diceva Ippocrate, sta indietro, sta nel culo, quindi chi tiene un culo più grosso possibile, ma chi tiene un culo che la maniera, tiene un culo enorme, tiene un culo scassato, tiene un culo quanto è porta capuano. Benissimo, questo vi fa capire come alle dimensioni del culo corrisponde una grande fortuna. A proposito di fondoschiena, sì, per italianizzare un attimo il termine, ma ragazzi, ha scovato che tra le tante poesie ci sono alcune che sono impronunciabili, ma altre che sono preziosissime. È preziosa questa. Con decenza parlando. Con decenza parlando, sempre con decenza parlando. Cula, circe affatata, taralla inzuccarata, anillo d'oro. Cula, capella d'oro ti chiamano mazza, tu rappresenta la sguezza roca. Fermiamoci qua perché naturalmente l'orario non ci consente di andare oltre. Chi doveva intuire avrà sicuramente intuito a cosa ne faceva riferimento Mario Grazio, però ha aperto un altro fronte, il mazzo. Ecco perché si chiama mazzo. In realtà, se posso essere con decenza parlando, però chiudiamo poi l'argomento dopo. In realtà, se ci avete mai fatto caso, culo rutto, addirittura scassato, si dice in napoletano, quindi evidentemente nella cultura greca, come devo dire, la sodomia probabilmente non era vista in maniera estremamente negativa come è vista oggi, per cui addirittura il culo rotto era maggiormente foriero di fortuna. E ancora oggi i napoletani, che noi abbiamo una lingua straordinaria che affonda le sue radici in 3000 anni di storia, ancora oggi i napoletani inconsapevolmente dice che culo rotto, fantastico, allora, è una lingua restiamo bellissima. Più o meno vicino al tema, no? Perché poi divagando tra il manuale di napoletanità che metto sempre in bella mostra, poi ci spiegherai pure come si fa a mettere Pulcinella comodamente seduto sul water, comunque ne parleremo dopo, ci riporta un tema dello scornacchiato. Scurnacchiato, bene. Il napoletano, no, questo lo voglio dire perché Napoli, voi sapete, no? C'ha 52 santi protettori, c'ha un santo protettore principale che si chiama San Gennaro. Poi c'è San Francesco però. Sì, poi ce n'ha 52 addirittura
fra cui appunto San Francesco di Paola, Sant'Antuono Abate che protegge i mestieri legati al fuoco, Santa Patrizia e Sant'Anna che si occupano di gravidanza, Sant'Emidio la protegge dai terremoti, Sant'Irene la protegge dai fulmini e San Raffaele fa un buono matrimonio e Zotelle che fanno un buono matrimonio. Santa Maria Francesca fa i figli, poi c'è un 53esimo santo protettore ufficioso che si chiama Diego Armando Maradona, va bene, ufficioso, e poi c'è un 54esimo santo. E chi è questo? Che si chiama San Martino, il quale protegge solamente una categoria di uomini, quelli traditi dalle mogli. E se non ci credete, c'è una canzone di Pisano e Cioffi, che io invito Dario a suonare, che ci dimostra che San Martino protegge i cornuti. Neva, una pacione innamorata, affezionata, semplice e gentile, roppa 3 anni, a capo le votate le è venuto insieme all'assa, sto contro tutte femmine perché sta infamità e una vendetta nera voglia fa. M'ho comprato una mandolina e mi mette fuori barcone, quando passano le signorine io le faccio un accordo in fa, poi lo canto che sto stornella che è capace di intossicare. Flippo, 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 fiore di primavera, la donna tiene i peli sopra il cuore e non mi pigliasse per mogliere, nemmeno se me lo ordina il dottore. Parola mia d'onore. Succede che mi accatto in un giornale e trovo scritto Rosa Imperatore oggi si sposa con un tal di quale chi sto io che mi ha già spassato. La voglia fa uno scherzo che la da fa svenire, dice ma che le fai? Muovo di chi? Ma ne scenga come mandolina e mi metto fuori il portone, quando passano gli sposini io gli faccio un accordo in fa, poi le canto chi sto stornella che è capace di intossicare. Flippo, 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 fiore di primavera, questo è un matrimonio per amore, però mio caro sposo stai sicuro che a San Martino tu vai a fare priore. Parola mia d'onore, parola mia d'onore. Complimenti, davvero applausi meritatissimi. Dario, io naturalmente uno vede qua il posteggiatore chic. Che professione che solo a Napoli secondo me esiste il posteggiatore chic. La posteggia è un'arte napoletana che affonda le radici nei secoli, quelli dei suonatori armati di chitarra e mandolino che andavano a posteggiare le coppie, favorivano diciamo l'incontro galante e il prosieguo dell'incontro galante. E quindi niente, io ho ripreso e riscoperto questa tradizione e la propongo. Oggi a Napoli c'è ancora chi fa le serenate d'amore per riconquistare un rapporto, perché sai, può essere utile per chi giusto di cornuti si parlava, di qualcuno che è in difficoltà. Sì, è un po' in disuso, però ancora esiste. Io stesso ne ho fatta una, tra altre cose, in provincia di Caserta, è stato molto bello con diciamo la promessa sposa che si affaccia dal balcone e sotto che gli si canta una serie maggio, che gli si cantano nel core. Dopo una serie di maggio la mettiamo in scaletta, giù, ci vuole, dai, dobbiamo mangiare, come si fa? Quindi sì, la risposta è sì. Il posteggiatore chic perché un certo modo di proporre la canzone in maniera non volgare, senza essere invadenti, ma diciamo cercando di proporla al meglio.